La tornata elettorale che si è appena conclusa ha emesso alcuni importanti verdetti, primi tra tutti la pesante sconfitta per Lega e PDL, ma non solo, perché secondo Giancarlo Galan queste elezioni hanno sancito anche la sconfitta del sistema partito. I partiti così fatti, così strutturati, così organizzati sono diventati intollerabili per la gente e quindi o lo capiamo, forse potremo anche cavarcela, e se no siamo destinati alla scomparsa e verrà qualcun altro. Cambiare la parola d'ordine, secondo Galan, a partire dal suo PDL. Bisogna cambiare per davvero tutto. Bisogna cambiare le facce, bisogna cambiare i programmi, anzi, tornare ai programmi che ci hanno consentito di vincere. Nuovi programmi e nuove alleanze, ad iniziare da quella con la Lega. So che è difficile, ma era più difficile nelle passate legislature ricucire con la Lega. So che è difficile, ma va fatto con quelli che ci sono, la Lega, la nuova Lega spero, l'UDC, ma anche quelli che ancora non ci sono. Per quanto riguarda il suo futuro, Giancarlo Galan lo vede in politica, nel PDL se possibile, senza escludere però altri possibili scenari. Il sogno di fondare qualcosa di nuovo, o nel caso mio, di rifondare qualcosa che avevo fondato 18 anni fa, ecco, questo mi piace. Ci sono tante cose da fare al mondo, ce n'è una che però che mi piace più di tutte ormai, ed è la politica, e io la farò, se possibile con il PDL. C'è qualcuno che insomma, continua a dire Galan per il futuro potrebbe pensare anche ad amministrare una grande città, Padova ad esempio. Ma non lo so, mai dire mai, può capitare di tutto, poi ci sono le cose che si realizzano, i desideri che non si realizzano, dipende da mille circostanze.